Quale potrebbe essere il futuro del sistema Prosecco per l'anno 2021? Hanno risposto a questa domanda i relatori che a Godega di Sant'Urbano hanno tenuto virtualmente l'annuale appuntamento che la fiera dedica al comparto vitivinicolo. Un sistema prezioso che provoca un indotto in tutta la regione e un sistema per il quale serve un'azione corale, precisa e sinergica. So che si parla di prospettive della vitivinicoltura, però è pur vero che Prosecco farà parte del Leone. Voglio ricordarvi che è la prima denominazione al mondo. Voglio ricordare, Frado, che a questa si è aggiunta quel riconoscimento di patrimonio dell'umanità che non è irrilevante, no? Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che ci permettono comunque di comunicare sempre la bellezza di questi territori che portano con sé anche una produzione. Una regione che ormai conta 100.000 ettari di vigneto e l'impegno di oltre 28.000 aziende, per le quali servono prima di tutto linee guida chiare. Quindi bisogna cominciare a dare segnali chiari ai nostri agricoltori che oggi purtroppo, quando hanno la possibilità di piantare qualcosa, non sanno cosa fare. Compito nostro, regionale, i consorzi, le associazioni di categoria insieme è guidare l'agricoltura sulle scelte future, dare noi quella che è la strategia del nostro territorio e insieme capire dove vogliamo andare. Nessuno può sottrarsi a questa roba qua e nessuno può fare uno scaricabarile da una parte all'altra, perché purtroppo questo a volte avviene tra consorzi, da consorzi alla regione, da regione ai consorzi, dai consorzi alle associazioni di categoria, no? Nessuno vuole stare col cerino in mano. Ecco, su sta roba qua forse è il caso di cominciare a parlarsi in maniera anche molto serena e tranquilla per aiutare il nostro territorio a fare delle scelte strategiche future. Tra gli obiettivi quindi evitare rimbalzi e sviluppare un'azione sinergica che coinvolga amministrazione, consorzi di tutela e associazioni di categoria e restituisca ancora di più un'immagine spendibile soprattutto in termini turistici. Sempre se noi vogliamo ragionare in termini di territorio a 360 gradi, il tema della sostenibilità è fondamentale. Sostenibilità vuol dire anche turismo, perché oggi la persona che si muove a livello internazionale per venire nel nostro territorio lo fa anche perché vuole vivere un'esperienza a 360 gradi legata anche a un territorio che dal punto di vista ambientale sia un qualcosa di diverso. Della stessa opinione anche i consorzi di tutela pronti a collaborare e a identificare sempre più il prodotto con il territorio. Ma il Prosecco è diventato sinonimo di bolla. Sotto la parola Prosecco si beve qualsiasi cosa, ok? Allora, la durabilità è il futuro della nostra denominazione e dobbiamo eludere quelle scelte speculative rivolte a svuotare di valore il nostro territorio e le aziende che vi lavorano. È stato fatto un prodotto proprio dalla volontà sia dei produttori che dalla volontà politica, fatto un salto di qualità nel voler far sistema. E certamente la nostra DOC crede molto in questo, il nostro consiglio di amministrazione vuole fare sistema, proprio perché sempre di più urge la capacità e la volontà dimostrabile e dimostrata nei fatti di fare sistema.